Bella Radio TV presenta Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo. E dunque per dunque, tutti insieme appassionatamente forever and ever in the car. Scusa, ma una cosa più semplice non è possibile? Così, no. Quando vengono spontanee sono le più belle. Bene. Dai. Senti, io vedo già il nostro ospite. Il nostro ospite, ma prima salutiamo loro. Ciao, bella di bella. Siamo in Piazza Borgo. Piazza Borgo. Che poi è Ubugu. Ubugu di Catania. Che poi è Piazza Cavour. In realtà sì, però anche quando c'è Sant'Agata tutti cosa dicono? Andiamo a vedere i fuochi del borgo! È vero, è vero. Andiamo a vedere i fuochi del borgo! Lo facciamo salire? Con noi, sì, questa giornata abbiamo lui, Marco Mesagna! Buongiorno Marco! Ciao Nino! Come stai? Buongiorno! Ciao bella! Ciao Mary! Come stai Marco? Io bene, voi? Bene, molto Bene. bene. Oggi puntata insieme a te. Siamo qua in Piazza Borgo, Esattamente. dove c'è una bellissima chiesa, tra l'altro, che è Sant'Agata al Borgo. Esattamente. Vero? E Non noi... c'è il mio quartiere di nascita. Ah, abiti qua? Sì, sì. Ah, che cosa bella. E allora, senti una cosa, prima di partire, Uno. mietete? No. Miete da cinta. Esattamente. Miete da cinta. Diamo il buon stai esempio che è imparando. giusto. Miete da Esatto, cinta. miete da cinta. Bene. E poi come sempre, 1, 2. Sono partito dal 3 io. Ah, ok. Sono partito. 3, 3. 2, 1. Scheda! Senti, abbiamo visto già la tua scheda e adesso andiamo a farci il nostro consueto giretto per le vie di Catania. Go go go! E basta con sto go Vi go go, prego, ma lo devo fare tutte le che... volte, lo faccio sempre e lo farò perennemente. Va bene. Oggi appunto in compagnia di Marco Mesagna, un altro artista arrivato 2 anni, 3 anni, quanti Sì, quanti sono in modo ufficiale a quasi 3 anni. Quasi sì. 3 anni. Poi mi diletto da diverso tempo a cantare, comunque sia. Quanto tempo fa è nato tutto? Ecco, quanti anni orsù addietro? Orsù addietro. Ma smettila così. Diciamo che ho iniziato a cantare così per passione da una decina d'anni, 8 anni, 8-10 anni diciamo, no? Poi invece già da quasi 3 anni ho iniziato già 2 lavori discografici. Bene. Insieme alla GS Record, Diego Finocchiaro e la sua splendida Finocchiaro Music. Ciao Diego! Ciao Un Diego! bacio. Diciamo abbiamo inciso questi 2 dischi e adesso da poco è uscito questo nuovo singolo, il duetto insieme al mio amico Nino Fiorello, che saluto. Perché forse tutto è nato tramite Nino Fiorello. Diciamo che sì, io all'epoca ho iniziato insieme a loro, giravo con loro così per compagnia, giravamo Era un pochino colui che si metteva in macchina e gli faceva. Ero la mascotte del gruppo, Ecco. perché ero piccolino, no? Poi loro mi hanno indirizzato, mi hanno messo la pulce in testa, diciamo, no? Vuoi cantare? E da lì mi sono buttato. È nato Marco Mesagna, che poi devi sapere che Mesagna non è che è il suo nome, vero? Mesagna è stato il primo posto in cui ho cantato, per l'appunto. Lo In provincia abbiamo, di- lo abbiamo visto nella scheda. Sì, esattamente. Stai punita. E... vabbè, così ogni tanto vedi, Cioè, A parte le cose hai Ah. ragione. Smettiamo. Ah. E allora e facciamo quindi il poi test. diciamo, Ho notato. diciamo che Diego Finocchiaro insieme alla GS hanno deciso di produrre il primo disco, Sì? Dritto al cuore, e poi in Ce seguito l'abbiamo. Guardo avanti. Aspetta, ve lo faccio vedere dritto al cuore che ce l'abbiamo qui, quindi lo mostriamo. Si sta aprendo il tombino È ai Milani nato- perché c'è il allora, tombino dentro la macchina. Sì, abbiamo pozzo. tipo la borsa di Mary Poppins, Sì. dal quale esce di tutto e di più. Sì. Questo è stato il primo. Sì, sì. Il primo lavoro discografico, per poi giungere al secondo, Guardo avanti, che è questo. Adesso invece è l'uscita ufficiale del nuovo singolo, questo duetto fatto appunto con Nino Fiorello, Troppo bella, che andiamo ad ascoltare un pezzo, Nino. Troppo bella, troppo bella, troppo bella. Da non è desiderare, no, quella è troppo bella. Sentiamola, Dai, sentiamola, dai. sentiamo un attimino un pezzettino della canzone, che questo è l'ultimo lavoro firmato Marco Mesagna. Sì. Aspettate che aumento, Prodotto sempre dalla Finocchiaro Sì, Music. ovviamente. Qua lui racconta insomma questa cosa che è innamorato della Nino mi voleva picchiare. Sì, ma chi? Senti. Vediamo. Lui gli svela questo amore per la sorella. Ah. Dice troppo bella, me la sposo, la voglio, non ne posso fare più a meno. Però almeno sono sincero. Troppo bella
Aumenta, Sì, vai, vai. E tua sorella a morire innamorata. Hai capito? Cosa mi è andato a capitare? Vabbè, però alla fine lui ti capisce. Solo nella canzone però. Ecco, il Mesagni è parte artistico, il Mesagni nella vita di tutti i giorni. Un fatto scatenato, io ho il piacere di conoscere Marco, oltre che tramite, sì, qui nel frattempo le persone passano come se non fosse loro il conto della strada. Però abbiamo le cinture. Sì, quello è importante. Quello è Dicevo, io ho avuto il piacere di conoscere Marco anche al di fuori del campo artistico e devo dire che è un ragazzo pieno di vita innanzitutto, che ha con la voglia di divertirsi, matto scatenato. Siamo simili, lo possiamo Sì, dire, lo sì, possiamo molto, dire. molto. Ed è un ragazzo con questa grande passione e poi ha anche lui il suo lavoro. Giusto Marco? Perché lui ha il suo lavoro e la musica nasce come passione. Sì, nasce come, secondo me, come passione e come hobby. Uno si prende i frutti che arrivano, se magari non dovessero arrivare, non farne una malattia che è importante. Ovvio. Vedi, lui già parte con i piedi per terra, nel senso vado a cantare, quello che succederà, lo faccio per me, perché è una cosa che mi piace, ma comunque c'è un pubblico, i tuoi fan ci sono, hai una... Sì, una diciamo che nel mio piccolo ho dato un'impronta che è importante, no? Tutti quanti abbiamo i nostri idoli artistici, però poi è giusto lasciare la propria impronta personale e artistica. Forse è tutto nato dal brano. Ma che cerchi là dietro? Sto prendendo il brano che è questo, dobbiamo mettere il... Scusate, noi facciamo tutto live perché ci piace Sì. da morire questa cosa. Sì. Facciamo anche questo. Inserisci questo. Resta sola e non ti vedo più stasera. Guarda avanti, un passo avanti rispetto a Esatto. Dritto al cuore. Esatto. Giusto? Esatto, diciamo che con Dritto al cuore abbiamo cercato appunto di entrare dritto al cuore. Guardare avanti è altrettanto importante come entrare dritto al cuore, giusto? Nino? Certo. E qual è il preferisci tra i due ad oggi? Allora, il dritto al cuore è stata l'emozione del mio primo lavoro discografico, quindi ho tanti ricordi importanti, L'inizio, no? Anche perché sinceramente non ci credevo di realizzare questo sogno, di realizzare il primo lavoro, adesso anche il secondo. Quindi ho dei ricordi importanti. Mentre per quanto riguarda Guarda Avanti, diciamo che ho altri ricordi, perché diciamo ci siamo evoluti appunto creare proprio Marco Mesagni, no? Ecco, un'impronta, diciamo un suo stile, una sua identificazione. Esatto, dai, poi può essere per 10 persone, per 20, per 1000, per 100.000, però Quello Marco Mesagni. Quello E invece, caro Marco, cosa fai quando non canti? Cosa fai? Cosa? Quando non canto io mi dedico alla palestra, pratico kickboxing da ben 18 anni. Ah. Sì, sono anche un insegnante, mi dedico all'insegnamento dei bambini. Insegni? Anche. Ah. Oltre che fare da sempre gare a livello agonistico. Ce lo vedi il Mesagni? nazionale. Faccia la faccia, no, Ma nel senso. questa è una cosa che in realtà poi la devi tirare fuori quando serve. Sì, no, ho detto se ce lo vedi, perché Perché noi lo vediamo no? così tranquillina, Perché poi no? ti spacco la faccia. Ma perché ti scusa, spiezzo una in ragazza due. come te Sì. C'è da dire la ragazza come si, devo si vedere. si vede che tipo tu potresti fare la presentatrice, la speaker in radio, no? Come no? Ah, si vede? Si Oppure vede. per mantenerci nella discussione di sport, io non lo direi mai che 20 kg per lato di squat, la Mary Milani, Sì, sai? 20 da un lato e 20 dall'altro, sto pompando ragazzi. Direi che ci siamo. Beh, comunque molte volte le cose più belle sono quelle che non appaiono, cari, Ma non infatti. appaiono. Infatti. Non l'avrei detto mai. Non bisogna essere per apparire. Bravo, sempre. Allora, nel frattempo, io non so se qualcuno ha scoppiato o è successo qualcosa perché c'è una puzza di benzina assurda, non so se la state sentendo. Speriamo che non siamo noi. C'è qualcuno che se lo ha spaccato il serbatoio perché c'è troppa puzza. No, Puzza non di siamo benzina, noi. è vero. La sentite, ragazzi? No, È vero. perché prima che non accendete niente, per l'amor del cielo. Sì? Quindi, ora, dopo l'uscita del duetto, Sì. cosa ci sta preparando il Mesagni? Raccontaci un pochino i vari movimenti. Sicuramente finita la stagione inizieremo a lavorare sul nuovo singolo e poi per l'anno prossimo lavorare sul terzo lavoro di Marco Mesagni. Bene. Terzo lavoro, il numero 3, di solito 3, a me mi sembra piaciuto il numero 3. Non lo so, boh. Si dice che è il numero perfetto, Sì, si giusto? dice che è il numero perfetto, poi non lo so. Poi ognuno ha il proprio numero preferito, che sia chiaro. È vero. Comunque,
Marco, raccontami, tu giri anche tanto. Sì, diciamo che ho la fortuna e il piacere di girare parecchio. Qual è il luogo più bello dove sei stato? Che, vabbè, facciamo il palco, per quanto riguarda il palco, dove hai cantato? Beh, un ricordo importante ce l'ho al teatro di Brindisi. Al teatro di Brindisi. Perché? Sì. Racconta. Ma Non ti è perché uscito a Brindisi? Non lo sottolineare. Poi lui che mi deve andare a sottolineare le cose. Lo picchio. Lo stiamo perdendo, defibrilla! È vivo! teatro di Brindisi perché è stato appunto una delle mie prime volte. Sì. Diciamo Cantare? sì. No, nei camerini è successa una cosa. Ognuno può fare quello che vuole a Brindisi. Ma scusa, Poi parli stiamo di parlando cantare, cosa Ho significa capito. sottolinei di cantare? No, ha detto è stata una delle mie prime volte di canto. Sottolineare non guasta, dai. Ok. Quindi, Una delle mie prime volte in cui ho cantato in un vedi che è teatro più carino quando sottolinei in cui ho cantato. Ok, gremito di gente. bello. Preciso appunto che era un concerto dell'amico Nino Fiorello insieme ad Alessandro Fiorello, che saluto sempre entrambi, Un bacio. in cui sono stato io l'unico ospite dell'evento, in cui diciamo mi hanno svezzato, perché anche mi sono anche autopresentato quel giorno, quindi immagini, no? Bello, Diciamo sì. che per un cantante alle prime armi forse è Certo, più difficile chiacchierare Che che cantare, una cosa è che arrivi e canti, certo una cosa invece che ti devi Certo. anche presentare. Come si fa a presentare un artista? Non l'ho mai capita questa cosa, io arrivo, prendo il microfono, ciao a tutti, sono Mary Milani, adesso vi canterò 2 brani. Sì, diciamo buonasera a tutti, benvenuti in questo evento, non so allora nelle parole che ho utilizzato. Bene. Certo, imbarazzantissimo, Sì, penso. troppo perché Bellissimo. tutte le luci spente, l'occhio di bue proprio che ti inquadrava, no? Sì. Buonasera. Me lo sto facendo addosso, ma voi fate finta di niente e questo è tutto da nascondere, però adesso andiamo, ci lanciamo. Diciamo però che sono stato molto bravo a nascondere l'emozione e alla fine l'ho spuntata. Dai, Bene, ce l'ha bene, fatta, dai. ce l'ha fatta. Che poi voglio dire, queste cose servono anche per vincere, no? Un po' la tensione. Sì, esattamente. Poi invece un'altra data che ricordo con piacere è quando ho cantato per la prima volta appunto in piazza Cavour, in piazza Borgo, dove è il quartiere in cui sono nato e vivo la tuttora. serata con Gianni Vezzosi? Abbiamo fatto la prima volta con Fabio Catania, Nino e Alessandro Fiorello, in cui c'ero Ok. anche io. Ancora non avevo inciso nemmeno un disco, appunto cantavo delle cover. Bene. Poi l'anno scorso siamo stati insieme a Gianni Vezzosi. L'anno scorso 2 anni fa, non mi ricordo. No, l'anno scorso. L'anno scorso, adesso sei stato insieme ad Alessio Sì, siamo stati pure, insieme sempre ad lì a Piazza Cavour, certo, sempre belle soddisfazioni. Abbastanza. Diciamo che cantare proprio dove ti conoscono tutti i tuoi migliori amici, parenti, è una cosa bella. Certo. Certo, e poi si ritorna al discorso del pubblico che noi facevamo prima, quando tu hai un pubblico tuo è diverso rispetto a quando arrivi da una parte dove magari se è la prima volta e ti devi fare conoscere. Tu spoglia stasera, non dice Il mio hobby sono le donne. Eccolo là! Complimenti per l'hobby! E la sincerità soprattutto! Sono le donne, Sono parla le tu da donne. uomo maggio, super femmina, chiedi per No, ma femmina. adesso voglio Ecco. capire, Ecco. cioè cosa significa il mio hobby sono le donne. Il mio hobby, nel senso che Ami tutte le donne? no, diciamo che rispetto il sesso femminile, però Ti piace? mi trovo molto bene in loro compagnia, diciamo. Ah, hai capito? È un po' il Fonzi di Happy Days. Sì. On Sunday, Monday, happy day! Tuesday, Wednesday, happy day! Whisky non si può sentire proprio. Metti un'altra Whisky. canzone che lui è molto romantico, visto che tutta questa Mettiamo questa qui, che piace a Mary. Mettila tu, Ecco, piace a dimmi che mi Mary? piace, bellissima questa. Whisky? Wednesday. Complimenti per questo. Belle! Sì, Se whisky. potessi ancora tornarete, te pigliasse l'una in coppa cielo per restare insieme a te. Sempre un brano che diciamo decido di fare il video di questa canzone perché come voi mi conoscete io sono diciamo un ragazzo frizzante, mi piace la musica molto Movimentata.
Però abbiamo anche Con questa canzone far vedere la cacca del portachiavi. Perché è una cacca questa? Non hai capito? C'era una cacca! Con gli occhi al cuoricino! Adesso voglio sapere di chi sono queste chiavi. Non è importante, è una cacca con gli occhi al cuoricino. Cioè, ma si può fare un portachiavi con la cacca? Con gli occhi che A ti me, guardano al a me cuoricino. sembrava un pupazzetto, infatti l'ho fatto vedere. voleva fare il romantico Nino. Allora, che questo la qua a porta- Catania, adesso Sonny poi dopo bippa, questo a Catania si chiama toppolo di del cane, è un toppolo questo. Ok. Complimenti per il portachiavi, ok. Non ce la posso fare! Sì. Lo scopriremo. Intanto ragazzi sbizzia. Sbizzia. Vabbè, Inizia a più avvicinare. Sì, per il Finalmente. Della cacca? finalmente. Di cosa? Si arriva sempre in punti in quanto abbastanza non riuscire a Ragazzi, capire che era una cacca, però secondo Siamo me era- finiti nella Va bene. Sì. E quindi questo qua, lui è un tipo frizzantino, poi ha fatto questa canzone, vedere il video di questa canzone, è tutto Sì. di... Poi che sai perché in tutti i video c'è una femmina che si bacia. E beh, se c'è come hobby, voglio dire, la femmina ci deve avere per forza. Sta la donna. Diciamo poi che si tratta di canzoni d'amore, giusto? Giusto, vero. Baciarla. Comunque lui ha l'hobby della donna, però difenditi un attimino che sei anche in cerca della donna giusta. Ovvio, Ecco, ovvio. ti diverti, ti piace, alla ricerca Ovvio. della donna, cioè ci devo salvare il sederino, ma tu direi. E meno male che c'è Bene, dopo l'autoapplauso per Ma me. la donna è giusta, si sa che prima o poi Fatti deve un'autocaga arrivare. anche. Bene. Però si sa che alcune cose non bisogna cercarle, poiché arrivano Da quando- sole. Da sole. È giusto divertirsi, del resto siamo nel 2017, Personale. però poi si arriva ad un punto in cui si cresce, bisogna anche Sì. guardate il gesto, Che è? mettere cervello. Si dice Tu gnegno. lo sai quando noi certe volte è capitato che siamo andati anche a ballare, un pezzo scatenato, lo vedi che se ne va all'attracco, Sì. è una cosa, lui quella Bello, Ci provo Ci quantomeno. Bello, bello. È giusto. Aumentiamo un pochino nel frattempo, così di sottofondo. Tonto. Nel frattempo la signora con l'ombrello e la minigonna è davvero fantastica. La minigonna, vabbè, quel che sia, Sì. come chiamare. E ora te la Signora, stiamo registrando, porca. miseria. Miseria. Non solo porca. Ecco. Allora, Non mi sembra neanche il momento giusto per. poi comunque sei anche un tipo. Si vede anche quando ti presenti, quando sei su un palco, diciamo, non sei una mummia messa lì, sei anche abbastanza frizzantino, appunto come dicevi tu, ci tieni anche al tuo Sì, diciamo aspetto che- fisico. Hai dato un'impronta al tuo stile, a tutto. Diciamo che forse questo è il mio punto di forza, no? Sì. E poi diciamo c'è gente in cui sono dei veri prodigi e talenti nel canto, no? È vero. Io magari non mi reputo tale, poi appunto ho iniziato per hobby e la vivo come hobby, però so di trasmettere per questo. Diciamo, il mio punto forte è proprio questo, saper chiacchierare, saper dire e raccontare. È vero. Bene, bene. E poi quando canta lui lo vedi anche che in movenza, cioè una bella impronta Marco È vero. Mezzani. Mi diverto, diciamo che è come se entrassi in un altro mondo. Beh. Mary, adesso tocca a te. Ok. La domanda finale. La domanda della conclusura. Sì. Il mio caro Marco Mezzani. Mi devo spaventare? È No, una no, domanda no. di Io rito mi che abbiamo spavento. fatto a tutti e lui sventa in base alle risposte che di solito ci sono. Marco Mezzani, svelaci il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno Come? Il mio sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è quello di, adesso ti stupirò, di avere una bella famiglia, oltre a quella che già ho, magari Oh. con dei figli in futuro e vivere felice e contento. Bello, questo merita un applauso. Bravo, Questo merita un Marco! applauso. Bravo. La famiglia è Una bellissima cosa. Va bene Marco, noi ti ringraziamo per questo giro in macchina insieme, Io ci siamo ringrazio divertiti. te, Mary. Grazie Marcuccio. Grazie Nino, è stato un piacere. Piacere è stare stato in mio, compagnia. abbiamo conosciuto questa parte di Marco Mezzani che io non conoscevo. E Sei saluto tutti un bel i tipo, belli un di bel Bella. tipo. Grazie. E complimenti per l'hobby. Quasi quasi lo vorrebbe condividere, Un capito? tempo magari lo condividevo Ho anche già, lui. ho già Lui ha già finito, dato, dico, ho già dato, ho già dato. Quindi saluto tutti i telespettatori e radioascoltatori di Bella Radio e Bella Bene. TV e saluto tutti voi. Grazie. Grazie Marco, ci vediamo presto, un bacione. Ciao Marco, lievita Lievita Acind. Acind. E puoi andare. Ciao Marco, grazie. Ciao, Alla ragazzi. prossima. Ciao Marco.
Certo che è un tipo Marco Mesagni, Ma ride, guarda, io non lo sei conoscevo notato la sotto questo risata. aspetto, però è bello È conoscere bravo. anche dei giovani che poi sono anche solari, è molto bello. È vero, e lui soprattutto ama la vita tantissimo. Va bene, allora ragazzi, noi Noi- insieme con la nostra cacchietta qui che io non sapevo, pensavo fosse la testa di qualche Ma si pupazzetto. vede che è un cacco! Invece con questa caccola Ecco. noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ciao Mary Milani, Ciao Nino Marchi, diamo appuntamento alla prossima! ci vediamo, Baciami, non ti fermare. basta. Amami, Ciao a non ti tutti, andiamo. stancare. Prendimi, non mi lasciare mai, mai. Abbiamo rilasciato proprio al borgo da dove siamo partiti. Buona giornata, ciao Marco! Dai, sai chiuso, quello è chiaro. Infatti volevo dire, Vabbè. quando te ne hai detto ma sta più non se ne è accorto di sceso. Ma lo fai uscire spacchiosa, no? C'è tipo con l'allenatore. Vai, puoi Ok. uscire, vai. Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo.